Questo è lo sangue mio verso l'ovino e vitti la croce. Il Giovedì Santo a Caltanissetta si apre ritrovando la figura del contista, il cantastorie, il narratore, che descrive le 16 vare dei misteri della Passione di Cristo prima che vadano in processione. Una figura scomparsa da decenni e quest'anno riproposta. Questa è la primavera, è l'ultima cena, sciori belli freschi, sciori di primavera. Ornate a festa con i colori e i profumi della primavera, le vare si ritrovano in piazza prima di partire. Statue in legno e cartapesta realizzate a metà Ottocento su incarico delle corporazioni dei lavoratori nisseni, come i panettieri o gli zolfatai. L'origine di questa celebrazione si perde però nel tempo. Una congregazione della cattedrale in epoca davvero antica aveva preso l'usanza di portare in giro dei misteri, una processione che non si fece più e che oggi rivediamo sotto una nuova forma, quella che ha assunto verso la fine dell'Ottocento una processione di fede, arte e storia che ci racconta il nostro ieri. Popolare e spirituale insieme, drammatica come sanno essere i riti siciliani, la settimana santa di Caltanissetta vedrà nella processione di questa sera il suo culmine, ma il Giovedì Santo resta uno dei momenti più attesi e sentiti. Si conclude con la spartenza, le vare si separano accompagnate dalla marcia funebre che porta al lutto del venerdì.